16 lire orarie? Sì, qua sul giornale c'è scritto, sì. Buona ora 16, si parla 8 e dopo quando che avevamo cominciato a protestare, dicevamo che se licenziavamo, mi dava 11 lire. E dopo non mi ricordo più se mi sono venuto via, che dopo magari che ha cresciuto, non lo so. E quindi da Pagnosina è stata poco? Sì. Mi sono stata 4-5 mesi solo. Ah, e chi aveva trovato il posto, per curiosità, all'epoca? Il prete del Sant'Angelo, Giovanni Favaretto. Andava in bicicletta a lavorare ora? Sì, andavo in bicicletta. E passavi per i Pontesei? Non andavi dove che si passava per i Pontesei del Muin. No, e poi dove andavi? No, mi facevo il giro. Facevo il giro per là di San Giuseppe, insomma. E perché non andava per i Pontesei? Perché non so, perché non mi piaceva andare per là, che c'era l'acqua, che c'era il cielo, e mia mamma mi aveva insegnato la strada di A, e mi sono andata di A. Ah, era bella lunghetta arrivare in bicicletta? Sì, era lunga, partivo un'ora prima. Ma e quante ore facevi ora? Facevo 8 ore di orario normale, dalle 8 a mezzogiorno e da un botto alle 5. Però dopo, scusa chi aveva da insegnarmi a lavorare sul tornio, su che robe là, mi teneva là un'altra 2 ore finché era scuro, insomma, ecco. Sì, qui era gratis. Beh, proprio gratis, vedrà qualcosa anche su qui, no? No, qui avevamo da imparare. Ah, come apprendiste, dicevo? Sì, come apprendiste. Sì, erano proprio schiavette, insomma, ecco. Per dirlo in parole molto semplici. Sì, ma adesso Pagnosino non esiste più là. Io di che classe sei, per curiosità? Nel 38, tu sono andata da Pagnosino e ne avevo 15. Sì, perché da 16 sono andata a Piani. Dopo quanto che hai messo a trovare da Piani una volta licenziata? Poco, quasi niente. Perché gli era richieste ora questi ragazzi? Sì, che c'era tante assunzioni che a volte là. Sono andata un mese, mi pare, avanti in Drio, una volta a settimana in portineria e dopo mi ha assunto. Ma anche da Piani, sempre tramite il parroco? O... No, il parroco no, mi aveva proposto andare da Dal Pra, poi così in fondo vicino al stadio. Che faceva cosa dal Pra? Dal Pra faceva tessuti, però mica aveva sentito che era un po' traballante, che aveva sentito mia mamma, insomma, perché andava al mercato, sentiva le donne che parlava e diceva che dal Pra era un po' traballante perché era un po'... E difatti dopo 8 mesi che mi ho cominciato a Piani, dal Praga fa io. Sono stata fortunata e sono andata a Piani, insomma, ecco, sono stata a 8 anni. E come erano le condizioni da Piani rispetto a Pagnosino? Tanto bene, tanto meglio. Era tutti gentili, era di quei che teneva del conto ai tosetti, ai fiori, ai giovani, insomma. Facevamo piastrelle, facevamo in fornaca, che era 2 reparti, a fornaca e ceramica. E ora in fornaca faceva le robe, e in ceramica le sceglieva. Ah, e lei era in Cernita, sì. In Cernita, quindi era meno... Era un lavoro discreto, buono. E anche tappavo tanti skate, non pareva neanche vero. Ah, rispetto a... Sì, tappavamo uno stipendio normale. Pensare che mio marito, quel tempo là, quando era, mica avevo 19-18 anni, e mio marito andava a lavorare da Salice qua a San Lazzaro, lui tappava 28.000 lire al mese in entrata, e mica ne tappavo 32. Se più di un uomo su un posto così, insomma, ecco. Tappavamo bei skate a Piani. A Piani eravate trattati bene invece? Sì, bene. Mentre ricordo che a Pagnosino è buono. No, da Pagnosino dopo che mi sono stata a casa non lo so più, perché non capivo parlare con nessuno. Però finché sono stata amici 5 mesi là era una roba... Ad esempio, cosa che era roba più faticosa? Cosa era? Robe faticose era portare toe, facevamo i piatti o facevamo i tassoni, facevamo i manichi e dopo li portavamo in seccatoio. Allora dovevamo fare scae, portare toe su spae ed era per quelli che cascavo, che andavo per terra perché avevo 15 anni, pesavo 40 kg, 35, non so quanti, e cascavo e insomma era una roba bruttissima, ma era stato un bruttissimo ricordo. Magari anche dopo che decurtava anche stipendio? No, non si coseva neanche, facevamo un fagotto e buttavamo là. Non era che erano tanto bene neanche, troppo chi schei mi dava, non era che bisognava proprio, comunque... Ma ora ieri organizzare come quasi messo che ieri nati dai ACLI, da qualche dal sindacato? No, non vi era nessun sindacato. Operaie normali. Sì, ma bisognava sederemo in regola perché quando che sono andata all'INPS
Quando che sono andata all'Inps, se non è l'Inps qui di operai, sì. Sì, quello che è pensione dopo. Sì, che sono andata a per vedere quante pensioni che mi ha messo contributi, da Pagnosini non mi aveva messo niente, mi ha detto che non trovava niente insomma, e neanche da un'altra parte che andavo, sono andata anche su una tipografia quando avevo 14 anni, neanche all'anno mi aveva messo contributi, un po' di soldini in più ma no contributi. E qual era questa tipografia? La tipografia Crivellari che era in piazza Sant'Agostino, poco più avanti, e dopo si venivano qua a portare a Sant'Andreo, la tipografia era da vicino a Tiffany, che ha fatto un prefabbricato e che aveva messo la tipografia Crivellari là. Sì, che adesso c'è Tiffany là. Ecco, dopo che ha trasportato Tiffany, vero. Beh, insomma ricordo penso Sì, era il più brutto del mio lavoro. è il più brutto di tutti. Sì. Ma quante tose sarebbero state in tutto? Tante, erano tante perché mi ne vedevo perché erano tutti i reparti, però quando andavamo a mangiare, quando andavamo in mensa, erano tantissimi. E che aveva, ma non so quanti. E che aveva la mensa interna là allora? Se portavamo via a mangiare da casa, avevamo un posto da andare, un salone da andare a mangiare, ma se portavamo via da casa.